Da oggi possono riaprire circa 800.000 imprese, ma il completo lockdown di aprile ha avuto conseguenze che il sistema economico italiano non ha mai sperimentato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lo evidenzia il centro studi di Confcommercio nel rapporto Congiuntura. Dopo la flessione del 30,1% di marzo, nel mese scorso i consumi sono crollati rispetto ad aprile del 2019 del 47,6%. Sul fronte del PIL, il rimbalzo congiunturale del 10,5% stimato per il mese di maggio appare modesto se confrontato alle cadute di marzo ed aprile. Nel confronto annuo la riduzione è ancora del 16%. Negli ultimi 5 anni sono cresciute di 10.000 unità le imprese che vendono sul web, mentre c'è stato un calo di quasi 45.000 operatori dell'intero comparto del commercio a dettaglio. È quanto emerge da un'analisi di Union Camere e Infocamere. A puntare sul negozio online sono stati soprattutto gli imprenditori del sud, forse per ovviare alla carenza di infrastrutture. Se la Lombardia si distingue per il numero più elevato di imprese che vendono su internet, tra il 2015 e il 2020 Campania e Basilicata si posizionano al top per i ritmi di crescita rispetto al resto d'Italia, con più 25,4% contro il più 14,5% medio annuo. È un bilancio complessivamente confortante quello che emerge da un'analisi dell'ufficio studi di Confagricoltura basata sui dati dell'Agenzia delle Dogane sulle esportazioni italiane di prodotti agricoli e alimentari verso i paesi ex Unione Europea. Dal confronto dei valori delle esportazioni dei primi 4 mesi del 2019 e del 2020 viene fuori un più 3,7%, ma non per tutti i settori è andata allo stesso modo. Gli incrementi più rilevanti riguardano gli ortaggi e le carni, più 30% e più 25%, mentre segnano sensibili flessioni fiori e piante con un meno 25% e le paste alimentari meno 14%. Con la riapertura da oggi della ristorazione del fuori casa si riattiva anche per il vino italiano un canale naturale che vale al consumo 6,5 miliardi di euro l'anno. E secondo un sondaggio dell'osservatorio Vinitali Nomisma Wine Monitor, realizzato ad aprile su un campione rappresentativo di 1.000 consumatori di vino, solo il 23% degli italiani dichiara che andrà meno al ristorante, a fronte di un 58% per cui non cambierà nulla, fatte salve le adeguate misure di sicurezza da prendere.